Sabato prossimo faremo il 91esimo, festeggeremo il 91esimo compleanno del mascarpone 1933. Perché 1933? Perché abbiamo scoperto io e il dottor Tofolati, Giovanni Tofolati di Cison, casualmente che il mascarpone è stato registrato per la prima volta a Roma al Ministero delle Corporazioni nel 1933. E così abbiamo trovato tutta la documentazione della registrazione e siamo diventati i genitori del mascarpone e di conseguenza anche del tiramisù moderno. E tutti vogliono essere i genitori del tiramisù, a questo punto invece devono ricominciare a ridisegnare i loro pensieri, perché Cison è la patria e la paternità del tiramisù moderno. Quest'anno facciamo una mega festa come l'anno scorso, ci saranno moltissimi invitati, saremo in 280 persone e con diverse personalità sia politiche che del campo della scienza in particolar modo anche dell'aeronautica, perché ci sarà anche il comandante italiano della base di Aviano e oltre che a festeggiare il 91esimo anniversario della scoperta del mascarpone, faremo anche una raccolta fondi per la città della Speranza. L'avevamo promesso l'anno scorso, quest'anno mettiamo a profitto questo evento per far sì che la ricerca prosegua. Saremo una piccola goccia nell'ambito di questa ricerca, però per noi l'importante è che siccome a Padova, la città della Speranza, fanno la ricerca per i tumori, per la leucemia dei bambini, noi siamo molto legati a questo problema e cerchiamo di dare una mano a loro. Pertanto la serata sarà dedicata proprio anche alla raccolta dei fondi. Avremo una prima parte che consiste durante l'aperitivo dell'incontro con anche tutte le confraternite presenti, e ci sarà la confraternita che insieme alla confraternita del mascarpone 1933 ci saranno i maestri dello spiedo che faranno lo spiedo, ma anche la confraternita dei radici e fasioli con il grande maestro Enrico Miozzo, che seguirà proprio la cottura di questo piatto nostro tradizionale, e in più poi ci sarà il campione del mondo del tiramisù del 2022, Giuseppe Salvador, che seguirà i ragazzi, gli studenti del Beltrame di Vittorio Veneto nell'esecuzione del tiramisù per 280 persone della serata. Speriamo che vada tutto bene come l'anno scorso, perché come dicevo prima, per noi è fondamentale raccogliere i fondi per la ricerca.